pure neopromossa come l'Udinese. Vediamo subito i tabellini e le formazioni. Il Matera scende in campo con Casiraghi, De Canio e Bussalino, Giannattasio, Imborgia e Gambini, Picatrè, Pavese, Florio, Morello e Riva, De Bernardi, Del Neri, Bilardi, Fritz e Olivieri. In panchina Gorin, Vagheggi, Sgarbossa, Catellani e Bencina fanno compagnia al neo allenatore bianconero Orrico. Agli ordini le due squadre del figliuolo del grande Lobello, parliamo di Concetto Lobello, cioè Rosario Lobello di Siracusa, collaborato dai signori Gervasi e Nicolosi. Al centro di questo stadio, di questo terreno di gioco rimesso in ordine, un buon spettacolo, un buon colpo d'occhio. Ci viene un tentativo di cross non è riuscito, un primo tentativo, riesce a crossare peraltro in modo non perfetto Raffaele e si esaurisce questa azione d'attacco bianco-azzurra. Rimette dal fondo Paleari, il portiere ben conosciuto qui a Matera per il clamoroso campionato dell'anno scorso nelle fila del Campobasso. Alla fine del campionato Paleari aveva subito solo 11 reti ed è quasi un record, ci sembra. Paleari comunque è il secondo portiere della formazione friulana, visto che il titolare dovrebbe essere Dalla Corna, che peraltro è ancora infortunato dopo il finale del campionato scorso. De Canio indietro ancora a Giannattasio e appoggio millimetrico per Morello, lancio per De Canio che si sgancia, indietro a Morello, Bussalino riceve, viene anticipato in azione di recupero da Olivieri e parte immediatamente la manovra girante dell'Udinese. Cesso l'intervento di Bussalino. Il lancio di Leonarduzzi, pesca Bilardi che centra in area, mentre Imborgia anticipa netto il suo diretto avversario che è Olivieri, mentre Morello serve ancora in avanti Raffaele. Ruba un pallone Raffaele, se ne va Florio, si smarca Raffaele in piena area, in scivolata riesce a salvare. Picatrè tra due avversari riesce a controllare di testa, ma viene fermato poi Raffaele. Dalla parte opposta è Giannattasio a controllare e a cedere a Morello, che con un numero di alta scuola si libera e avvia l'azione di disimpegno e di rimessa. Cambia gioco Pavese, costringendo però Morello a retrocedere di qualche metro. Appoggio a Giannattasio, prende un po' coraggio la manovra materana. Picatrè di testa, serve bene per Pavese, dribbling volante di Pavese, controllo intesimo. Casiraghi rimette in gioco, la rimessa viene controllata da Riva, su cui rinviene molto bene Raffaele, che gli toglie il pallone dai piedi, spedendolo peraltro in fallo laterale. Leonarduzzi, mentre scatta De Bernardi. Bilardi si aggiusta il pallone. Amici sportivi, rieccoci per la seconda parte del nostro servizio relativo alla partita Matera-Udinese. Il primo tempo si è concluso sul risultato di 0-0, un primo tempo durante il quale le due squadre hanno badato molto il secondo calcio piazzato per il Matera. Va a battere, aveva intenzione di battere Florio, lascia poi allo stesso Morello. Bussalino di testa sfiora il pallone, dovrebbe essere fermata, così è infatti, ha commesso fallo su di lui Vagheggi, calcio di punizione a favore del Matera. Eloquenti gesti con le mani all'indirizzo di Paleari,
che per la verità non è nuovo a certe imprese. Giannattasio. Fellet controlla il pallone tra le braccia del fischiatissimo Paleari, che ha fatto in realtà per intero il suo dovere, sia pure negando la soddisfazione al Matera di segnare il primo gol ufficiale di questa stagione. Si eccita un po' il pubblico materano mentre è in area Bilardi e segna dopo il suo dovere, sia pure negando la soddisfazione al Matera di segnare il primo gol ufficiale di questa stagione. Si eccita un po' il pubblico materano mentre è in area Bilardi e segna dopo un dribbling vincente su Giannattasio. Ha segnato Bilardi al vagheggi su cui è intervenuto perentoriamente De Canio. Manovra adesso Sgarbossi. Sta per cedere il pallone a Pica3, sta quasi per rubare ed intercettare la palla il numero 7 del Matera. Non ha fortuna in questa occasione, è stato abbastanza imprudente questo passaggio indietro di Sgarbossa. Gambini conquista un ennesimo pallone a centrocampo, molto positiva anche la gara del capitano materano, mentre se ne va approfittando e la rete del 2-0 su dietro di Sgarbossa. Gambini conquista un ennesimo pallone a centrocampo, molto positiva anche la gara del capitano materano, mentre se ne va approfittando e la rete del 2-0 su un ennesimo intervento falloso.